Prosegue nel rispetto dei tempi stabiliti la messa in sicurezza di Contrada Bonifacio a Montallegro. L'ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore Nello Musumeci, ha infatti aggiudicato la progettazione esecutiva, di cui si occuperà in ragione di un ribasso del 46,8% la Ediling SRL di Salerno. È un segnale questo che i residenti di questa zona si aspettavano e che restituisce loro fiducia dopo anni di attesa. I casi più gravi di caduta massi risalgono a 4 anni fa, causando una legittima preoccupazione, ma il consolidamento del costone roccioso sul versante orientale di Monte Bonifacio, rilievo collinare non molto distante dal centro abitato di Montallegro, è un obiettivo ormai prossimo. Il pendio presenta una forte acclività che, unitamente all'elevato livello di fratturazione della roccia, favorisce il distacco di grossi blocchi, una situazione di vero e proprio pericolo che investe non solo le arterie sottostanti, via Calvario e via Liborio Bonifacio, ma anche i plessi scolastici attigui, la materna e la scuola elementare, oltre a vari edifici e persino la strada statale 115 sulla quale sono rotolate grosse pietre e subito rimosse per ripristinare la funzionalità dei collegamenti. Il progetto prevede inoltre la stabilizzazione del versante mediante il disgaggio e la rimozione degli elementi rocciosi stabili, oltre alla pulizia generale. Verranno altresì collocati reti paramassi metalliche a doppia torsione, con maglie di tipo esagonale abbinate a pannelli in fune di acciaio zincato e barre metalliche.